Penso, dottor Giusti vuole... Sì, sicuramente questo, su quel tema lì invece cerchiamo di tenere un atteggiamento molto prudente, perché lì però lì credo vada usato al di là di tutto il buonsenso, cioè nel senso in ogni caso però la disciplina delle spese accessorie al contratto sono le norme sulla trasparenza, ci impongono di definirle contrattualmente, quindi voglio dire, se sono state definite correttamente alla stipula sono condizioni che sono riscontrabili, ecco. Chiaramente poi vanno applicate in maniera responsabile, questo è fuori di dubbio. Certo. Dottor Metelli, io penso che il ruolo del risk manager non sia semplicissimo in questo quadro. Come viene affrontata la problematica, lato visuale del risk manager di un istituto di credito? Sì, la premessa è questa. Io sono fruitore delle interpretazioni delle norme che gli esimi colleghi che sono tra di noi ci indirizzano. Lasciatemi fare, però ho il microfono in mano, non riesco a resistere a fare un paio di battute su due cose che hai detto all'introduzione. La prima, hai citato gli investitori esteri. Noi a marzo abbiamo fatto un roadshow per l'Europa che ci ha permesso di collocare circa l'80% di un'emissione da 300 milioni in 8 paesi diversi dall'Italia. E quindi il leasing tutto sommato non dispiace agli investitori istituzionali. Il tema principale di cui si è parlato è stata proprio la mancanza di una certezza del diritto nel nostro paese. Si è parlato di questo e allora dico, Picciolini, ma facciamolo questo tavolo di lavoro. Qui ci sono sicuramente tantissime persone disposte personalmente con la loro azienda a dedicare del tempo, perché è l'unica cosa che ci serve, è l'unica cosa in questo momento che ci serve, una maggior certezza del diritto su questo tema, e quindi indirizzo lo stesso invito a Gianluca De Candia, poi ovviamente alle istituzioni non qui presenti, ma io ne ho la certezza, qui molti di noi si mettono in gioco con la propria professionalità, la propria esperienza per raggiungere questo obiettivo. La seconda considerazione che faccio, un po' più tecnica, certo, tu hai detto gli avvocati non sono spesso esperti di matematica finanziaria, l'hai detto tu, io non sono avvocato. Lui. Io ho sorriso complice dalla platea, perché sono perfettamente d'accordo. Non essendo avvocato non lo so, ecco, però l'ho sentito dire, insomma. È certo che anche i giudici ancora di meno, però certo che un quantitativo che non conosce la norma, interrogato in merito al tema, e un quantitativo, il tasso lo chiama IRR perché fa chic chiamarlo in inglese, ma è un tasso interno di rendimento, insomma, alla fine, che computa spese, tassi, queste cose qua. Quindi per un quantitativo è una banalità questa cosa qua. E a un quantitativo gli si dice: esiste il tema di un pezzo in più che si chiama interessi di mora su un pezzo non pagato. Il quantitativo lo capisce subito e dice: ma io non so ex ante se ci sarà. E un legale lo chiama un debito eventuale, il quantitativo dice è una misura probabilistica. E quindi dice nessun problema a calcolarlo, anzi è giusto calcolarlo all'inizio, computandolo insieme. Come faccio? Dico, è certo, e mi dice il quantitativo una certezza, perché ha esaminato gli archivi, che il default non sarà al tempo zero alla data stipula, sarà un po' in là. E quindi cosa fa? Fa un calcolo probabilistico di 3 parametri: la probabilità di default, che oggettivamente è misurabile e ha anche riscontri storici, il time to default, fra quanto tempo probabilmente andrà in default, e qual è il debito residuo nel momento in cui andrà in default e quanto durerà il default. Sono tutti parametri assolutamente oggettivabili e quindi il quantitativo in circa mezz'ora di lavoro ti dà immediatamente una risposta, mezz'ora con un foglio Excel, ecco, forse di meno con una procedura più strutturata, che sottende, mi pare, quello che ha detto, credo, me lo confermerete voi, il Tribunale di Pordenone, quando ha detto è un debito eventuale, ma ha una base di computo diversa. Allora, a mio parere, diciamo dal mio punto di vista, ma parliamone di computare gli interessi di mora, ma facciamolo in questo modo, perché io quando valuto il tasso, io banca, io istituzione finanziaria, quando valuto il tasso interno di rendimento del mio portafoglio fatto dai prestiti che erogo alle imprese, signor, io lo computo gli interessi di mora, certo, sono soldi, e quindi li computo con tutta onestà e in trasparenza, io dico sì, li computo.
Quindi ci sta anche da un punto di vista puramente finanziario, ma su una base di computo completamente diversa, che ovviamente mi impedisce di fare 5 più 5, quindi 10. Ovviamente da un punto di vista quantitativo riduce molto questa soglia, ma gli dà una logicità assolutamente inattaccabile, ferrea, ovvia quasi, vorrei dire un'assoluta banalità. Bene. Quella logica ferrea che i nostri tribunali non sempre accolgono con... No, poi ecco, allora vengo a come può vivere, quindi chi gestisce il rischio, lavora sulle masse e fa pianificazione aziendale perché tocca farla, insomma, non si può fare a meno. E dico, siamo nell'ambito dell'incertezza, che è il rischio non misurabile, non sono assolutamente in grado di misurarlo perché mi sembra, l'abbia scritto circa un mese fa al Sole 24 Ore, tribunali in ordine sparso, non ho nulla a cui attaccarli. E non serviva il Sole 24 Ore? Non serviva, ma la mia fruizione è un po' di tutto, di pareri legali, di articoli del giornale. Gli articoli del giornale mi parlano di rischio reputazionale, quindi io li guardo molto con estrema attenzione perché come me li leggono tutti i miei clienti e quindi traggono ispirazione alla litigiosità. A spiegarlo ai nostri dirigenti francesi. No, io avrei voluto registrarmi a volte a spiegare al nostro ex direttore di Marsiglia capirlo. Questa situazione. Poi si chiede di venire a investire in Italia. Dice, guarda, però rischi di finire sotto processo e prenderti qualche anno di galera. Perché non si sa mai come la può pensare un giudice. Insomma, no. Le cose da fare, ma secondo me no. Magari sbaglio e vi prego di correggere, ma secondo me non sono poi così tante. Cioè si tratta, come è stato definito con la norma di interpretazione autentica della 108-96, qual è il momento per determinare l'usuarietà degli interessi corrispettivi, si tratta di stabilire per legge dei parametri certi per determinare gli interessi di mora. Vogliamo per assurdo. Roberto dice ci sono già. Sì, no, sono d'accordo. Ma evidentemente però non sono così, diciamo, pacificamente accettati. Allora dico io, scusa, riscriviamolo meglio, che vi devo dire? Accendete il microfono. Cioè, richiamo quello che avevo già detto prima, guardate che, guardiamo tutti perché dobbiamo lavorarci tutti, guardiamo che noi abbiamo già una normativa europea che dice che se tu paghi in ritardo paghi un tasso di interesse che sia stabilito. In quel caso è stabilito per le transazioni commerciali, non vedo perché non possa essere stabilito anche a livello bancario. È un tasso, va bene quello. Poi se vogliamo chiedere dei danni ulteriori, si possono chiedere, ma un tasso è determinato, è preciso, è lì e non può essere il tasso corrispettivo, perché non ci si deve mischiare. La norma stessa, il 644, parla di punisce i soggetti che si fanno dare o promettere a titolo di corrispettivo, e il corrispettivo non è l'interesse moratorio. Stiamo parlando di due argomenti talmente diversi che mi pare veramente assurdo continuare a confonderli. Quindi il tavolo su cui bisogna lavorare è questo: non continuiamo a fare confusione su interessi che hanno due nature completamente diverse e che assolvono a due funzioni completamente diverse. Hai interrotto con veemenza il dottor Giusti. No, ma ha fatto benissimo. No, ha fatto benissimo perché la sua puntualizzazione è assolutamente... No, ma io la sottoscrivo, certo. Ma non una volta, 10 volte. Però se siamo qua a parlarne, temo che ancora il concetto non sia così pacificamente accettato. Allora io dico, ribadisco, se è necessario lo riscrivano meglio, ma non c'è da fare molto di più. Cioè, una cosa è certa, non si può continuare con questa giungla. Capisco il collega quando c'ha da parlare con il suo direttore generale francese, ma secondo me qualche altro collega che parla con qualche tedesco è la stessa cosa. Certo, mi pare di capire però che... Ritengo che questa confusione, lo ribadisco nuovamente, questa confusione alimentata anche, purtroppo dobbiamo dire, da organizzazioni, da società che evidentemente hanno trovato su questo tema una possibilità di business, ma perché infatti, è la realtà. Infatti adesso... allora dico io, la realtà è questa: in questo momento è soltanto uno strumento in mano a chi ha difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, non è altro. Ma infatti io adesso, siccome vedo che Fabio Picciolini sta covando, però lo voglio far esplodere con una domanda, perché sinceramente... No, aspetta Fabio, perché la domanda te la vorrei fare. A me sembra evidente una cosa, che sia nato effettivamente un mercato dell'usura,
che dietro le contestazioni in tema di usura abbiano cominciato effettivamente a fare denaro consulenti, società che hanno cominciato a sviluppare e a redigere le perizie che prima Roberto diceva spesso sono fatte a fotocopia, che vengono usate con più o meno fondamento in maniera seriale, ma anche questo è un fronte aperto di rischio per i consumatori, perché l'associazione di consumatori che ha come obiettivo la tutela dei propri iscritti dovrebbe tutelarli anche da questi banditi che nell'83% dei casi non gli fanno superare la mediazione, cioè, e non li portano nemmeno in giudizio. Guarda, sarò brevissimo perché ho rubato troppo tempo prima. Allora, come io non do mai che tutte le banche sono uguali, spero che si comprenda che non tutte le associazioni sono uguali. Io sfido chiunque dei presenti ad andare sul sito della mia associazione e vedere se c'è il modulo prestampato per fare ricorso contro attraverso in forza della 350. Ogni caso che noi abbiamo facciamo i calcoli, sapete qual è il programma più conosciuto commerciale, inutile che lo sto qui a citare, e vediamo se esistono o non esistono. Aggiungo che non ci siamo neanche dotati di un ufficio legale nostro, proprio perché noi crediamo che noi possiamo arrivare a delle soluzioni, a delle proposte, ma poi è il cliente, per noi il consumatore, che deve decidere cosa fare. Seconda cosa, sono d'accordo con te, lo sai, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, non è giusto, non è così che bisogna muoversi, bisogna appunto affrontare il caso, ogni caso è un caso a sé, perché ripeto, l'ho detto prima, un conto è l'usura presunta, quindi secondo il calcolo effettuato, ma ci possono essere casi, c'è questa recentissima sentenza che finalmente ci mette un po' mani, è il discorso dell'usura concreta, il vecchio stato di bisogno. Ovviamente semplifico per non perdere tempo, ma c'è un terzo aspetto che qui non è stato detto e sommo due figure professionali, ditemi non voglio offendere nessuno, perché vorrei dare spazio. non voglio offendere nessuno, non tutti gli avvocati sono uguali pure, perché sono gli avvocati che vanno dietro a queste cose. A Roma, la dico come battuta, a chi va presso alle assicurazioni li chiamiamo i parafangari, tanto per essere chiari. Il secondo aspetto, ma ci siamo mai resi conto, e credo di sì, sul discorso della, come si può dire, della volontà di mettersi in mostra di alcuni giudici? Perché alcune sentenze veramente, e lo dico io da questa parte del tavolo, gridano vendetta. Quindi secondo me forse cominciamo a ragionare un po' tutti quanti insieme su cosa fare e con la certezza del diritto. Su questo non ho nulla da dire. Mi pare che un tratto comune, un punto di accordo che vi ha trovati fin qui in sintonia è che bisognerebbe essere molto attenti nello scindere tra gli aspetti civili e gli aspetti penali del tema dell'usura. A questo punto passo la parola a Massimiliano Lissi affinché ci spieghi quando è veramente usura dal punto di vista penale. Guarda, Vittorio, gli spunti emersi fino ad ora sono numerosissimi. Se posso dire la mia e fare prima una premessa più generale, il tema della certezza del diritto è fondamentale, è il primo tema e a mio modo di vedere noi nell'interpretazione di questa norma emerge un vizio di sistema, cioè questo proprio qui vediamo il sistema Italia, cioè noi normativamente parlando questo è il nostro sistema. Certezza del diritto non è semplicemente una norma a mio modo di vedere, non è semplicemente una norma scritta bene in modo chiaro e il 644 non è una norma scritta bene in modo chiaro, ma è anche certezza del processo, certezza di competenza tecnica di chi giudica. Questa è la certezza del diritto. Io voglio sapere che se io ho un buon diritto alla fine vinco, questa è la certezza del diritto. Nella vulgata la certezza del diritto, t'han dato 10 anni di galera, te li fai tutti e 10, cioè non è questo, quello è un micro aspetto. Gli aspetti penali li ha già detti Alberto, meglio di me all'inizio. Le caratteristiche della norma le conosciamo tutte perché ne abbiamo discusso, e consentitemi la battuta perché non è che devo spiegare l'usura agli usurai. Perché questo dice la Cassazione. Non l'hanno gradita come battuta. Perché questo dice la Cassazione, perché è vero la 350, e questo è il mio enorme problema di difesa. Perché è vero che non dice espressamente che le mele non si possono sommare con le pere, andiamo giù proprio piatti, io sono penalista, di mercato capisco niente, però dà degli elementi idonei per dare la stura a
questo contenzioso enorme civile, abbastanza considerevole penale. Quando Alberto dice vabbè, condanne alla fine non ce ne sono, però non mi basta, ha ragione. Noi abbiamo in questo caso una norma tecnicamente parzialmente in bianco, perché non è rispettato il principio della tassatività, che è un fondamento del diritto penale. Io posso essere condannato se tu mi dimostri che ho commesso esattamente tutti gli elementi presupposto tipici di quella condotta criminale. Qui delega un'altra fonte normativa, nella sostanza Banca d'Italia, le circolari. A questo punto discorso chiuso, dottor Giusti, dovrebbe essere discorso chiuso, dice lei, in un paese civile condivisibile. No, discorso non chiuso. Ma secondo me il problema è che noi stiamo dicendo, l'ha detto prima Roberto in modo sfumato, io lo dico espressamente e chiaramente, qui stiamo parlando di regole del mercato finanziario, siamo d'accordo? Del credito. E stiamo dicendo che tutto nasce da una decisione della Cassazione penale, cioè non stiamo dicendo che c'è un'autority che ha detto che è sbagliato, non abbiamo detto che Banca d'Italia, ma com'è il mercato del credito? Banca d'Italia. Perché non c'è Banca d'Italia che mi dà i parametri, verifica i processi e mi sanziona? No, mi dà i parametri e un altro giudica. Il giudice penale, ora banalizzo, ma Corrado Carnevale magari mezz'ora prima ha deciso su un'estorsione, 3/4 d'ora prima ha deciso su un omicidio e poi dopo si ritrova a regolamentare il mercato del credito in Italia. Questo è successo quel giorno lì, nella 350. Il giudice penale non ha la familiarità, non ha il linguaggio, non ha la competenza per trattare questi argomenti. Questo è il problema. Questo è il problema. Mia visione, poi magari è sbagliata. Io prima di lasciare la parola alla platea vorrei... Allora, il no, giudice ma quelli civile... penali però ancora di meno. Si affidano al giudizio del CTU. Allora, esatto. Il giudice civile però è stato ricordato adesso, il merito sta cercando di dare una terza via. Sì, no. Se io prendo in mano un'ordinanza che mi sono letto prima del GUP di Torino di maggio, recentissima, richiesta archiviazione del pubblico ministero, usura, denuncia penale per usura, in questo caso il consulente veramente smart arriva ai conteggi dei tassi soglia dicendo dato per 10 i tassi e per 2 la mora siamo a 10, più 8, 18. Ma lo scrive, cioè esiste, non è che a fronte della richiesta di archiviazione e di questo conteggio fantasioso del consulente tecnico il GIP archivia, trasmette gli atti al PM e dice rifai i conteggi per vedere se 10 più 2, 8 più 2 mi va oltre il tasso soglia di quel periodo. E quindi se il consulente mi dirà sì, avremo un processo penale. Costi, nervosismo del legale rappresentante che è sotto processo per 3-5 anni. 3-5 anni. Il rischio è un rischio guidato, perché adesso che cambi la giurisprudenza nel senso di dire non solo c'è l'elemento oggettivo del reato, ma anche l'elemento soggettivo, ragazzi, c'è certo. Banca d'Italia, non lo vedo quel rischio lì. Però perché devo arrivare alla Cassazione che mi dica che non sono un usuraio? Certo.